Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Chi ha paura muore ogni giorno. Non è solo una delle citazioni più famose di Paolo Borsellino, ma è anche il titolo del libro in cui Giuseppe Ayala racconta gli anni passati a fianco con lui e Falcone nella lotta alla mafia. Abbiamo parlato di quegli anni con il magistrato palermitano, a margine di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Pepoli, organizzato dal Comune e dalla Biblioteca di Trecenta. Lei è in Polesine oggi per presentare il suo libro, un libro scritto nel 2007. Del giudice e del magistrato abbiamo sentito parlare tanto. Prima di tutto, chi è l'uomo Giuseppe Ayala? Ma è odioso parlare di se stessi. No, sottolineo questo perché la vicenda che racconto nel libro, che sono i 10 anni del polo antimafia di Palermo, viene comprensibilmente spesso vissuta come la vicenda di eroi o di Superman, Falcone, Borsellino. Invece è stata un'avventura umana quella, fondamentalmente, cioè nessuno di noi era un eroe o un Superman. Poi purtroppo loro sono diventati forse dei martiri, visto come quello che è successo nel 92. Però la dimensione umana è stato il vero collante che ci ha fatto ritrovare assieme. Facevamo lo stesso lavoro, abbiamo molto creduto, avuto fiducia in queste intuizioni, soprattutto di Giovanni Falcone, di un nuovo metodo per affrontare le istruttorie e poi i processi nei confronti della mafia, e ci siamo cacciati in questa avventura che però è stata e rimane un'avventura di uomini. E ci tengo molto a sottolineare questo, perché non vorrei che passasse il messaggio che per combattere sul serio la mafia, come la Camorra, l'Andrangheta, ci vogliono gli eroi. Se mi è consentita la frase, ci vogliono uomini con le palle, non eroi. E io posso dire che Falcone e Borsellino le avevano. Avevano anche le idee? Sì, avevano le idee, avevano una grande capacità professionale, e poi devo dire, cosa che nella mia generazione probabilmente era più diffusa di quanto non sia oggi, c'erano anche quelle parole che si usano poco ormai, che si chiamano valori, che si chiamano ideali, e che furono forse il propellente, diciamo, il carburante. Lei da ragazzo a Palermo decide di studiare giurisprudenza, una scelta di campo, no? Perché per chi vive in Sicilia. Sì, no, guardi, la scelta di campo io l'ho fatta e la mia vita lo dimostra. Non tanto nella scelta della facoltà, ma soprattutto è stata successiva, nel senso che io mi laureai anche brillantemente ed ero nelle grazie dell'ordinario di procedura penale all'Università di Palermo, che era anche un grande avvocato, veramente un grande avvocato, il professore Bellavista, il quale mi notò, insomma, mi chiese di andare al suo studio e di lavorare con lui. Quindi io cominciai una brillantissima, o meglio, così si annunciava, carriera di avvocato penalista. Dopo 2 o 3 anni, lì ho fatto la scelta della quale non mi sono mai pentito. Ho sentito da siciliano la necessità di dovermi schierare e non me la sono sentita di difendere i mafiosi. È chiaro ed evidente, quando ho fatto questa scelta avevo 28 anni. Io non sapevo che esistesse Falcone, non avevo idea che esistesse un collega che si chiamava Paolo Borsellino, quindi non c'entra niente con quello che è successo dopo. Però con quella scelta di campo ho creato, diciamo, i presupposti perché poi mi accadesse di vivere quell'avventura di cui parlavo prima. Il pool antimafia nasce nei primi anni '80, tra di voi ce l'avevate il sentore che sarebbe stata una cosa così grossa? Onestamente no. Io ho fatto per diversi anni all'inizio della mia carriera il pretore, poi sono stato trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo nel settembre '81. Erano anni particolari perché, molti lo hanno dimenticato, ma in quegli anni c'era a Palermo la guerra di mafia, il che comportava 300 omicidi di mafia l'anno, e tra questi 300 omicidi naturalmente veniva ucciso il generale Dalla Chiesa, era stato ucciso il presidente della regione Sicilia Santi Mattarella, non facciamo l'elenco perché è lunghissimo, erano anni drammatici. E in questo Palazzo di Giustizia di Palermo arriva questo giovane giudice istruttore che si chiamava Giovanni Falcone, che aveva fatto molti anni a Trapani, era da poco trasferito a Palermo pur essendo palermitano, il quale si cimenta con una istruttoria che riguardava un grande traffico di stupefacenti gestito da Cosa Nostra, e lì noi non ne sapevamo niente. Ottiene dei risultati perché si diceva che avesse applicato una metodologia nuova. Questa metodologia comportava nel disegno, nel progetto di Falcone, la necessità di fare un gioco di squadra.
giudici istruttori e pubblici ministeri, perché noi lavoravamo col codice di allora, quindi c'era l'ufficio istruzione e la Procura della Repubblica. E lui in fondo selezionò, poi i capi degli uffici avallarono queste sue scelte, questo gruppo di colleghi assieme ai quali misurarsi con queste intuizioni molto felici che lui aveva avuto, ma che aveva sperimentato soltanto in una istruttoria. Quindi noi all'inizio abbiamo avuto tutti fiducia in Giovanni, che era forte comunque di questo risultato ottenuto, però non avevamo idea di dove saremmo arrivati. Cioè il maxi processo, chi ci doveva pensare? Diciamo le cose come stanno. Maxi processo dell'87, quando avete capito? Ma io, quando ho scritto il libro, ho dovuto rivivere naturalmente tutti i miei ricordi. Io credo che la svolta l'abbia data la collaborazione di Buscetta. Noi avevamo un grande lavoro di polizia giudiziaria che poi sviluppavamo, però finché non arrivarono le dichiarazioni di Buscetta, in buona sostanza, non è difficile capirlo anche per i non addetti ai lavori, ci mancava la chiave di lettura di tutto questo materiale che avevamo. È stato Buscetta a riscontrare il lavoro di polizia giudiziaria, non c'è stato bisogno di riscontrare dopo avere verbalizzato le sue dichiarazioni. E a quel punto la chiave poi per cui si è fatto il maxi processo era questa giustissima idea di Falcone di avere una visione unitaria del fenomeno mafioso attraverso i suoi delitti, naturalmente come facevano i magistrati, per cui non sezionare quel materiale di cui parlavo prima, che finalmente eravamo riusciti a leggere bene e a mettere assieme, avrebbe forse comportato il rischio di non mettere bene in condizioni i giudici di capire, e quindi la visione unitaria ha comportato che siamo andati a fare un processo con 475 imputati e con più di 1000 delitti contestati. E lì c'era di tutto, perché c'era dall'omicidio alla Chiesa alla pizza connection, a una serie anche di altri delitti, e credo che questa sia stata la chiave che ha consentito a quel lavoro di avere la conferma in tutti i gradi di giurisdizione fino in Cassazione. È una sentenza definitiva, quella da molti anni. La mafia è cambiata? Io credo che la componente finanziaria abbia preso definitivamente il sopravvento. Tant'è vero che loro ormai da 18 anni non ammazzano più, hanno completamente cambiato strategia. E credo che sia stato fatto questo anche per spegnere i riflettori. Cioè loro sono tornati a clandestinizzarsi, come tradizionalmente la mafia era sempre stata. Perché la clandestinizzazione la paga lo Stato, nel senso che c'è una minore visibilità del fenomeno, del problema. Ciò non toglie però, devo dire, che risultati anche importanti vengono ottenuti ancora oggi. La cattura di latitanti che lo sono stati per decenni avviene, quindi c'è un bilancio che dobbiamo, come dire, valutare positivamente. Quindi il tasso, diciamo, di risposta delle istituzioni c'è. Il problema è che non vedo grandi novità sullo scioglimento dei nodi che legano la mafia a pezzi della pubblica amministrazione e della politica. Lì grandi novità non ne vedo e mi pare che non le possa vedere nessuno. Lì credo che ci sia ancora molto da fare e questo settore è quello decisivo. A proposito di politica, lei è stato anche parlamentare, è stato senatore? Non tutti siamo perfetti. Ho fatto 4 legislature, 2 alla Camera e 2 al Senato e poi basta. È stato anche sottosegretario alla giustizia? Sono stato anche sottosegretario alla giustizia per 4-5 anni, sì. Ho cercato di fare quello che potevo anche lì, ma devo dire onestamente con scarso successo e con altrettanta onestà devo dire non certamente per mie incapacità. Diciamo che la politica è un mondo nel quale mi riconosco poco. Ho letto nelle poche righe in cui lei spiega il suo libro sul sito che questo libro forse è stato un po', fra virgolette, boicottato dalle istituzioni. È un libro, lo possiamo dire, che ha venduto 80-90 mila copie, adesso non so bene anche quante. Quindi la gente lo ha comprato, lo ha letto, ha sparso la voce, che era un libro che valeva la pena leggere. E però è stato fondamentalmente boicottato dai media, da tutti. Io faccio sempre un esempio, tanto per essere chiaro e preciso. Prendiamo un quotidiano che normalmente viene considerato un quotidiano progressista, La Repubblica. La Repubblica ha offerto in vendita a pochi euro i DVD sulla storia di Salvatore Riina. Non ha dedicato un rigo al mio libro. Il problema non è di Ayala, il problema è di Repubblica. Possiamo concludere con una visione sul futuro. Cosa possono fare i giovani, soprattutto siciliani, per non caderci? In Sicilia è già cambiata qualche cosa.
specialmente tra i giovani si intende. Accadono delle cose che sino a non molti anni fa erano impensabili. Penso per esempio ai ragazzi che si sono organizzati in un volontariato a sostegno degli imprenditori che non pagano il pizzo e si ribellano alla questa imposizione della mafia. Prima era impensabile, adesso accade che molti imprenditori non pagano il pizzo, denunziano gli estortori e vanno in tribunale a puntare il dito e li fanno condannare a 8 anni, 9 anni di carcere. E io credo che lì forse si gioca la vera partita, cioè nell'aiutare i giovani di oggi, che poi saranno anche la classe dirigente di domani, a formarsi con una profonda consapevolezza di questo enorme problema, che è un problema che affligge l'economia e la politica, non della Sicilia, certamente anche, ma di tutto il paese. La mafia al nord non la devo scoprire certamente io, l'infiltrazione mafiosa nelle regioni più ricche d'Italia, ormai c'è una letteratura sull'argomento. La partita secondo me fondamentale è quella che si gioca proprio sul fronte di quelli che sono giovani oggi ma che poi cresceranno, saranno gli adulti di domani. Non so se io ci sarò ancora, perché la tempistica non sarà breve, però verrà, come diceva Falcone, il giorno in cui ce ne libereremo dalla mafia, è un giorno che verrà sicuramente, e tutto è nelle mani dei giovani di oggi.